Comunque controlli rafforzati in tutta Italia, vedete i nostri inviati in Lombardia, Veneto e in Puglia. Iniziamo da Zogno nella Bergamasca con Stefania Battistini. Sì, c'è un'ulteriore stretta in Lombardia, da oggi è obbligatorio uscire con la mascherina e in caso di mancanza coprirsi il naso e bocca con un foulard oppure una sciarpa. Questa è la nuova ordinanza del governatore Fontana in vigore fino al 13 aprile. La replica del sindaco di Milano Sala, un'ordinanza va rispettata e non discussa, certo disorienta, dice che il capo della protezione civile affermi di non indossarla perché rispetta le distanze. Chiede però che le autorità intervengano immediatamente per regolamentare il prezzo delle mascherine all'interno delle farmacie, ma soprattutto che vengano forniti queste misure di protezione perché si fatica ancora a trovarle. Il dato positivo in Lombardia è il segno meno davanti al CESI, alla terapia intensiva, meno 55 per la precisione. Il dato delle morti, delle vittime rimane stabile ma altissimo, 345 in 24 ore, grave rimane la situazione delle case di riposo in Lombardia, anzi nella Bergamasca dove ci troviamo sono 600 i morti in 20 giorni, qui a Zogno in questa RSA sono 30 rispetto ai 2 dell'anno scorso a marzo, e intanto la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per ora contro ignoti sul Pio Albergo Trivulzio e le morti in questa struttura. Elena Fusai. Dietro le mura del Pio Albergo Trivulzio è stato fatto tutto il necessario per tutelare la salute dei pazienti e del personale sanitario? È quanto dovrà accertare l'inchiesta aperta dalla Procura di Milano. Le indagini contro ignoti riguarderebbero una settantina di morti sospette, tutte avvenute nel mese di marzo. I sindacati avevano denunciato la gestione dell'emergenza, ci raccontano. Gli anziani continuavano a morire e a noi veniva detto che erano bronchiti o polmoniti stagionali. La nostra direzione diceva che dove non c'erano sintomi non andavano usate le mascherine, cosa più sbagliata secondo noi. E questo infatti ha portato ad avere una situazione a Trivulzio adesso di 7 reparti in isolamento. Anche l'uso delle mascherine sarebbe stato sottovalutato per i sindacati e indicano la vicenda di un geriatra che avrebbe suggerito al suo reparto di comprare e indossare i dispositivi di protezione. Il professore sarebbe stato prima allontanato e poi rimesso in servizio. L'avevamo fatto per tutelare la sua salute, vista la sua età, fa sapere la dirigenza del Pio Albergo Trivulzio, che respinge le accuse e cita i numeri ufficiali dei decessi dell'ultimo mese, 92. Tra questi solo 9 con sintomi respiratori imputabili a sospetto Covid-19. E precisa: siamo disponibili a collaborare con la magistratura. E andiamo ora in Veneto da Padova.